Benvenuto alla Taverna, Friuli Wines, il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia. Sono Wayne Young, l'host. Eccoci qua, la Taverna Friuli Wines, sono Wayne Young, benvenuti tutti quanti. Questa settimana abbiamo la seconda parte di questa conversazione con Emanuele Muzzo. Parliamo di tante diverse cose. Parliamo di questo post che lui ha fatto parlando della scelta di vini e dei cibi in Friuli Venezia Giulia. Parliamo di branding, parliamo di cantine, parliamo di degustazione, soprattutto una degustazione che Emanuele farà, mi pare, ad aprile, non vedo l'ora. Mi ha detto che mi invita, allora non vedo l'ora per sentire quell'invitazione lì, perché è una degustazione secondo me molto importante. Però sì, è stato un piacere passare quasi 2 ore con Emanuele, spero che piace anche a voi. E senza aspettare un momento di più, andiamo con la seconda parte di questa conversazione con Emanuele Muzzo. Tornando di questa idea del rilasciare i vini quando sono pronti, no? Secondo me quell'idea è molto bella. Però la domanda che è anche venuta fuori, che non volevo scrivere su Facebook perché volevo parlare con te, è che chi decide quando il vino è pronto? Perché potrebbe essere per te quel livello di tannini o quel livello di legno è troppo alto. Però per me, a me piace tantissimo quel gusto, per me è già pronto. Chi decide? Ma sicuramente il produttore in base alla sua identità, in base alla sua filosofia, perché io credo sempre che un produttore debba avere una sua identità di vino. Okay. Quindi c'era lui, se gli piace il vino che, scusa il termine che uso, che sa da legno, per lui è pronto quando sa da legno. Esatto, sì. Lo capirò, non capisco perché devi produrre un vino così, però ci starà. Chiaramente io credo che tutto sia stato influenzato troppo dal mercato. Il Covid secondo me aveva fatto una cosa bellissima, però ho visto che non è stata seguita molto. Tante cantine hanno imbottigliato 6 mesi dopo, cioè la capacità di evoluzione del vino in cantina sulle botti è superiore a quello che tu puoi evolvere in bottiglia nella tua cantina, nella cantinetta. Ok. La capacità di evoluzione in cantine è superiore. Io ho provato anni fa, Mario, la famiglia Zanusso, i Clevi, avevano tenuto una vasca di Brazan, che è il Tokai che loro producono a Cormons, fermo 20 anni. Un barrique. Una botte in acciaio. Okay. Ok. Una vasca in acciaio. Sì, perché lui era famoso per fare il lunghissimo tempo in acciaio. Sì, ricordo. L'ha tenuto e mi ha dato delle bottiglie da assaggiare. È un vino incredibilmente, un'evoluzione incredibile. Come tenere il vino, chiaramente è diverso tenerlo in una botte grande che tenerlo in una bottiglia. Ok. Quindi evolve meglio in cantina che in botte. In botte. In botte o scusa, che in bottiglia, scusami. scusami. Evolve meglio in cantina che in bottiglia. Poi chiaramente c'è un clima diverso, ci sono situazioni diverse. Pochi di noi umidità, abbiamo esatto. le condizioni perfette per... Nessuno ce le ha. A me fa ridere tante volte queste cose qua, però nessuno ce le ha. Devi crearle veramente, devi avere condizionatori, umidificatori. Sì. È difficile arrivare alle condizioni ideali. Credo che anche pochi sappiano come si conserva il vino, ma questo è un discorso diverso, però vabbè. È buono, ci sono vari parametri chiaramente, certo. No? Quindi sì, deve essere il produttore che decide quando il vino è pronto, però non puoi farmi passare dei evidenti difetti che ci sono nel vino come il fatto che devo aspettarlo, perché se quello lì ha quei difetti lì, perché devo aspettarlo io? Aspettalo tu. Esatto. Cioè il concetto è, se tu mi dici che fra 6 mesi va via, perché non aspetto 6 mesi? Ah, ok. Sì, poi chiaro, torniamo al discorso c'è un gusto, se c'è un piccolo difetto che deve aspettare, meglio ad esempio la aspettare. Borgogna rossa è abbastanza pronta per me da bere. Io sono uno che non ama troppo. Ci sono vini che migliorano dopo 30 anni anche in Borgogna, non posso dire di no, Certo. non sono tantissimi, però
Borgogna secondo me ha un arco temporale massimo di 7, 8, 9 anni e sono già godibili già da subito, ma anche gli ultimi Barolo, gli ultimi Brunelli hanno una beva migliore rispetto a quelli degli anni 80. Dai. Ma certo, sì, ma sono fatti per essere un po' più bevibili sono più sul pronti rilascio. adesso, perché Esatto. i ristoranti non fanno profondità di cantina, tu devi vendere, Esatto. c'è tutto un sistema che si è creato che porta a far questo. Ci sono produttori però che dicono no, il vino non è pronto, sta ancora 6 mesi in cantina. Capito. I bravi ci sono. Certo. Come ci sono dei bravi che decidono questo vino qua ha dei problemi, non lo imbottiglio, lo distillo. Mi è successo con una bravissima produttrice friulana, ho assato il vino ed era più buono di un vino che ho assaggiato recentemente. Ok. E lei però ha deciso no, questo Wow. si distilla, non uscirà. Ci vuole coraggio, il Coglio Rosso 2020. perché stai buttando via soldi. Butto via soldi. Devi avere una forza economica per fare questo, però. Sì. Poi sei tenuto a San Guido e puoi permetterti di fare il Sassicaia 2014, che è una cosa improponibile, e farlo lo stesso e prendere i 3 bicchieri lo stesso. E mi chiedo anche su quello, quanto vino vecchio l'hanno messo dentro quella bottiglia lì? Chissà cosa hanno Perché fatto. ovviamente non sono stupidi, tengono delle botte, delle cose, delle annate vecchie in questo modo. Quando sì, che poi hai, sai che le percentuali che puoi utilizzare. 15, no? 15% mi pare di annata vecchia o 10? 5 più 5, dipende da... ci sono vari parametri, comunque 5 più 5 diventa un 10%, insomma, che può cambiare la struttura di un vino, un 10%. Potrebbe essere anche di più. Lo dichiari così, però poi non si sa cosa succede. Cantina, loro sanno cosa fanno, io non... Esatto. E allora io voglio tornare, perché siamo quasi ad un'ora, che il tempo vola quando si parla delle cose interessanti, perché c'era un altro post che mi ha spinto di ok, devo avere lui sul podcast, perché è stato molto molto bello, perché sì, sono un po' d'accordo con te, però adesso lo leggo dal Facebook. La proposta vini dei locali della provincia di Pordenone e Udine è mediamente banale e assurda, oltre che molto omologato. Ripeto, mediamente i bravi, che in questo caso sono eccezioni, purtroppo ci sono. Per contro sono meglio le piccole osterie con i vini sfusi. Devono svegliarsi tutti a partire da quei produttori che mettono in commercio vini improponibili, obsoleti, passatemi il termine, e non menatemela, aiutami. Non menatemela. Esatto, che i gusti sono personali, per arrivare al mondo Horeca che fa ricerca pari a zero e cose anche sul cibo, purtroppo. Speriamo in un futuro migliore. Allora, in poche parole, cosa stai dicendo qua con questo post? Che sono tantissimo d'accordo con te. Allora, sto dicendo un paio di cose, concetti insieme, che sono: uno, ci sono veramente tanti produttori obsoleti. Cosa vuol dire obsoleti? Che producono vini che andavano di moda negli anni 90. Ok. Vini che anche 2000, mettiamo, che non si confrontano purtroppo fuori dal loro piccolo. Io dico sempre, se assaggiano tra di loro, se la cantano e se la menano tra di loro, e spesso si criticano anche tra di loro e basta, non hanno la capacità di assaggiare oltre il Friuli. Quindi io uso sempre una battuta e dico sempre: quando uno inizia a assaggiare i vini della Borgogna e capisce la filosofia della Borgogna, non la copia, attenzione, capisce come si vinifica, come si fa in Borgogna, fa i più bei grandi vini italiani, ed esempi ne abbiamo anche in Friuli. Io 2 che conosco personalmente, che li faccio senza nessun problema, sono sul Carso Paolo Vodopivec. Quando ho iniziato a capire la Borgogna, a bere Borgogna, ha iniziato a pulire i suoi vini, sono diventati delle vitosche incredibili. Magari ci sono meno espressive cioè ogni tanto sono meno espressive di altri, però sono vini incredibili. Un altro secondo me bravissimo su questa cosa qua è Cristian Speccogna, che sta facendo, ecco, ho nominato 2 che conosco giusto per dire 2. Ma poi mi ce ne sono sembra anche che il Toscana. papà ha fatto dei viaggi in Borgogna, no? Se io ricordo le storie che mi ha raccontato Christian. Noi avevamo in Friuli, secondo me, un grande che ha lasciato però un grande segno, però è stato seguito da pochi, secondo me, che è scomparso un anno fa. È una persona che io ho conosciuto, ho fatto tante giornate in cantina con lui, che era Girolamo Dorigo. Ovviamente. E lui ha portato tanto in Italia, tutto il sistema alla francese l'ha portato lui, ha fatto tantissimo per l'Italia. Purtroppo pochi l'hanno capito. E sulla spumantizzazione
lui ha fatto cose incredibili, certo. e purtroppo quella parte lì, a parte Stefano Trinco, Vigneti Pittaro, che era uno che con Girolamo Dorigo andava in Champagne, andavano in Borgogna, perché mi Certo. raccontava Stefano, siamo andati più volte con Piero, Pittaro, siamo andati a imparare dai francesi, siamo andati 10.000 volte. Dorigo ha fatto tantissimo, però purtroppo l'abbiamo perso la sua eredità, se posso dire così. Quello che lui aveva capito, questo è un passaggio importante, secondo me. Ecco. Onestamente devo dire... I colli orientali, per contro, invece è una zona che sta crescendo, non tutti i produttori, qualcuno è statico, ma molti stanno crescendo, ne ho nominati insomma adesso uno. Il Carso è una zona che sta crescendo molto. Il Coglio, zona Cormons, è una zona che si è fermata. Questa si è fermata lì. È lì che c'è l'obsoleto dove voglio arrivare io. È lì che c'è proprio che manca la voglia di andare oltre, perché probabilmente vivono degli allori degli anni 2000, dove il Coglio, alla fine del Coglio, tu nomini Coglio, ma in realtà sono rimasti, secondo me, un po' indietro. Tutto qua. Le potenzialità ce le hanno. C'erano anni che tu mettevi i vini, tu prima hai detto, sono tutti diversi le ribolle di Jugoslavia. E se prendiamo tutti i Tokai di Plessiva, erano tutti uguali. C'è un bellissimo progetto sul Tokai che non so che fine abbia fatto, infatti sono curioso di chiamarlo e andare, che era il Tokai di Zegla, la sottozona Zegla, quello di Renato Keber, che doveva essere un vino che usciva dopo tanti anni, ecco, vedi, un vino usciva pronto. Esatto, mi sembra che era anche transfrontiere, sì, io ricordo che c'erano anche dei produttori di Zegla anche in Slovenia, se io ricordo bene. So che c'era questo progetto che non so che fine abbia fatto, sono proprio curioso di sapere di questo progetto Zegla, che secondo me era una cosa interessante, che potrebbe anche Christian Keber fa un po' di Zegla, no? Anche lui doveva essere dentro il progetto, mi sembra di sì. Ho pensato di sì. Anche potrebbe essere un progetto per la longevità dei bianchi friulani, che è una cosa importante, la longevità dei bianchi friulani. Torniamo un po' del discorso della proposta dei vini. Poi c'è la parte oreca. E la parte oreca che adesso è diventato facile perché passa... Allora, attenzione, non ce l'ho contro né gli agenti di commercio, che sono bravissimi, non ce l'ho né con i distributori, né tutto quello che ruota attorno al commercio del vino. Che sia chiaro, che dopo non mi dicano che sono contro. Ci sono tantissimi agenti bravi, chiaramente fanno il loro lavoro, che è quello di vendere il vino. E battono tutti i locali. Più bravo sei, e più magari c'è un brand alle spalle, e più piazzi vino. Certo. L'agente di commercio spesso ragiona sul brand e basta, perché non ha voglia di creare, perché è un lavoro creare un brand sul mercato, e spesso la gente non ha la voglia di creare il brand sul mercato, e aziende piccole friulane fanno fatica per questo. Sì. I social, per contro, hanno aiutato, perché ci sono i privati, fanno più, il privato singolo appassionato fa più ricerca del ristoratore. Vero. Va più in giro per cantine. Però non può essere il ristoratore che va, cioè il privato che va in giro per cantine e ti suggerisce i vini a te. Sì, te li suggerisci, poi vai a assaggiarli. Però tu, ristoratore, dovresti fare come si faceva 30 anni fa. L'oste il lunedì partiva con le damigiane, andava a prendere il vino sfuso. Tuttora ci sono degli osti che fanno ancora così, che prendono il vino sfuso, perché ci sono ancora aziende friulane che vendono il vino sfuso. Io sono un po' contro questa cosa, perché per alzare la qualità devi togliere lo sfuso, secondo il mio parere. Però questo è un discorso leggermente diverso dall'oste. Però l'oste va in giro a cercarsi il vino. È bello che tu prendi, invece adesso passa la gente, fa l'ordine e mandami il vino. E sul cibo è la stessa cosa. Allora, io vedo una cosa in comune con queste due cose. Allora, per essere chiaro, stai parlando che spesso nei locali si trova i stessi vini. Sì. Stesse etichette, diciamo così, no? L'abbiamo nominato già un paio. Vai in un'enoteca in centro Udine, c'è quello. Vai quello 20 metri di distanza, si trova anche lui. Sì. Ma come hanno detto, brava il distributore, la gente che riesce a piazzare il vino dappertutto. Però secondo me ci sono due facce della medaglia su questo. La prima è che sì, secondo me si trova ogni tanto che quello che si propone il vino è un po' pigro, che vuole avere le cose che si vende da solo. Io ricordo una volta in un ristorante abbastanza nominato a Trieste, un sommelier che ha un bel giro di clienti anche esteri,
che mi ha detto non voglio questo vino perché non riesco a dedicare il tempo di spiegarlo ai clienti. Preferisco nome grande del vino perché vengono, vedono quella cosa e lo ordino, non devo neanche parlarne. E io ho detto, ma cosa cazzo fai allora? Giusto. Allora, se il tuo lavoro è proprio ristoratore, è il tuo lavoro per proporre qualcosa di diverso e non dire no, metto sempre questi grandi nomi sulla lista. In questo modo non devo pensare, non devo spiegare, non devo perdere tempo. Finisco. Sì, scusami. L'altro lato della medaglia è che secondo me il costo del personale per gestire un ristorante non si permette di avere una persona che dedica il tempo di passare il tempo con il cliente per spiegare una piccola azienda. E tu che hai vissuto anche il modo dell'enoteca, sicuramente tu conosci meglio di me, però io vedo dal punto di vista di enotecaio o di ristoratore che dice devo vendere, devo guadagnare e non posso dedicarmi perché ho altri 10 tavoli da vendere o di portare piatti perché sono solo io in sala o devo portare i suoi vini o non voglio spendere questo tempo, non posso o non voglio. E allora cosa pensi di questo? Ecco qua, mi becchi giusto e ti rispondo subito. Ma tu vuoi creare valore o no? Mm-hmm. Il concetto è, se io vendo... Allora, torniamo un attimo. I vini, ormai il singolo, il privato, appassionato, conosce i costi dei vini spesso meglio di me che sono del settore o meglio del ristoratore. Sì. E a me è successo 15 giorni fa, mi hanno detto ma cavolo, costa 50 euro al calice Dom Perignon a Cortina. Beh, gli faccio anche poco, costa... sì, è vero che costa 164 più IVA. Cioè il privato sapeva benissimo il costo del Dom Perignon dalla Moët Italia. Esatto. Quindi se tu vuoi creare valore devi fare ricerca, perché se altrimenti tu ti troverai a vendere lo stesso vino. Prendiamo senza, ripeto, l'abbiamo nominato prima solo perché prendiamo il Vertigo di Felluga. Ok. Io voglio guadagnare sul Vertigo di Felluga, devo venderlo a 5 euro, però quello in parte lo vende a 4. Io non lo venderò mai perché lo vende quello in parte a 4, non lo venderò mai a 5. Mm-hmm. Cioè diventa un problema che sta dentro il prezzo. Cioè, vogliamo costruire e fare cultura? Sì. Facendo cultura e facendo ricerca posso anche permettermi di immaginare di più. Perché se io trovo un vino sconosciuto e lo pago 5 euro, ok, cosa ne stai tu se io poi l'ho venduto a 20 euro a bottiglia? Se invece trovo uno conosciuto, l'ho pagato a 10, mi tocca mandarlo sempre a 20 perché quello vicino lo mette a 20. C'è proprio... Si è dimenticato in questo momento il fatto che la vendita del vino possa farti crescere lo scontrino medio e oltre che creare cultura, affezionare il cliente a te. Perché se si appassiona di quella bottiglia e vuole, tornerà da te e magari se tu hai degli accordi particolari di vendita, non so, chiaramente ci sono vari accordi nel mondo, sarai tu a vendergli le bottiglie del privato per casa sua, diventa importante perdere quei 5-10 minuti, vabbè 10 magari sono tanti, però 5 minuti a spiegare un tanto vino tu nuovo. basta che crei un po' di curiosità, poi torni dopo 20 minuti e parlare del vino se lui vuole sapere. Certo. Cioè è il tuo lavoro. Capisco che il lavoro difficile del sommelier sia non tanto abbinare un piatto, tanto gli abbinamenti sono vari e svariati che possiamo fare, ma capire chi hai di fronte e dedicargli il tempo necessario. Certo. Perché c'è magari chi non ha voglia di badarti, oggi è San Valentino, un sommelier magari deve lasciar perdere due innamorati che sono a cena, Certo. gli serve il vino e se ne va. Esatto. No, in un altro momento se vede l'appassionato curioso ci perde 5 minuti in più. Sì, ma questo è il lavoro del sommelier, per leggere un po' la tavola, no? Leggere il cliente, sì, se questo è venturoso o no. In questo momento si tende a risparmiare sul generale, sul personale di sala, ricordandoti una cosa fondamentale: se tu hai un personale in sala eccezionale, riesci anche a coprire degli toppe degli errori della cucina. Bravo. Tu hai una cucina eccezionale da 3 stelle Michelin, ma se hai, scusa il termine, un cafone, un cretino in sala, non ne salti fuori. Bravo. E avrai recensioni negative, casini negativi. Il rapporto verso il cliente è fondamentale. E quanto bello è andare, perché io posso pensare di una persona in particolare, ma ci sono degli altri, però mi è venuto in mente
La bellezza di avere un cameriere che sa cosa stanno facendo, sa come parlare, come interagire con il cliente, scherzare, parlare, ma neanche 5 minuti, 30 secondi per fare 2 chiacchierate, di parlare del cazzate. E dopo tu parti lì e dici, quel cameriere era fantastico, non vedo l'ora di tornare e essere seduto con lei, perché se non c'è quella persona... Non voglio, no, ma allora se non c'è, lei è andata a lavorare in un altro posto, ma allora vado lì. Bravissimo. Io ho seguito una cameriera perché era bravissima. Io ti conto anche un'altra storia che hai ragione tu. Quando facevo sommelier a New York, spesso quando le persone l'hanno chiesto un Pinot Grigio, ho servito il friulano, il Tokai a quella volta. Stiamo parlando dei fini degli anni 90. E spesso la reazione di quel vino era: qual è il miglior Pinot Grigio che mai assaggiato nella mia vita? Ho detto, perché non è Pinot Grigio? Niente contro Pinot Grigio. Pinot Grigio è un grandissimo vitigno, però agli Stati Uniti è proprio il default. Sì, no? sì, è vero. Un vino bianco in un ristorante italiano è Pinot Grigio. Non si neanche pensare. Però c'erano delle volte, quando l'ho chiesto, vuoi provare qualcosa di diverso? No, portami il mio Pinot Grigio e non voglio parlarne. Va bene, e si lascia quel cliente fare quello che vuole. Però tu devi percepire questo come, e non ci vuole 5 minuti, ci vuole 30 secondi. Sì, io dico 5 minuti, cioè, sì, vero. Però se vuoi andare oltre per spiegare qualcosa veramente strano. Cioè, bisogna lavorare molto di più sul servizio, perché noi abbiamo ancora la teoria che si esca di casa per mangiare, perché non voglio cucinare a casa. Mm-hmm. In realtà, se non voglio cucinare a casa, vado a mangiarmi una pizza. Non vado a mangiare a un ristorante a spendere 100 euro. Si chiama Just Eat, no? Sì, esatto, bravissimo. È così il mondo. Cioè, io voglio vivere un'esperienza. Bravo. E se trovo quello che mi fa vivere l'esperienza che voglio io, che può essere l'esperienza che decidi tu, ci sono varie esperienze, l'abbinamento cibo-vino, gli abbinamenti, quello che vuoi, insomma, ti fa vivere un'esperienza, o ti fa star bene, poi ci torni più volentieri. E tu aumenti lo scontrino medio. Mm-hmm. Una cosa che non capiscono in Friuli, e mi chiedono fuori dal Friuli a me, la carta vini. Io dico sempre, ripeto, ci sono dei ristoranti che hanno carte vini bellissime in Friuli. Certo. Ci sono altri ristoranti che hanno lista vini, la chiamo io. E me è la stessa roba. Non è la stessa cosa. No. La carta vini è costruita in base al tuo locale, quello che tu fai. Bravo. No? Io ho visto rappresentanti costruire la carta vini. Mi è successo di un produttore addirittura che ha fatto la carta vini Pensa a a un te. ristorante. Produttore. Questo ristorante faceva carne. No? Carne, scusa. Core business carne, era okay. carne alla griglia. Carne alla griglia. Costate, fiorentine, cose. E questo produttore gli ha fatto praticamente mezza carta vini e gli ha inserito i suoi vini. Ma certo. Certo, solo che questo produttore produce un rosso e 8 bianchi. Cioè, mi veniva da ridere a me. Sì, Cioè, io rido un bel queste cose ribolla qua. gialla con la tua bistecca fiorentina. Ma io rido su queste cose, ma come fate a fare così? Ma poi è chiaro che anche la gente, non può essere lui, non devo essere io per forza, ci sono bravissime persone che sanno fare il lavoro anche meglio di me, però la carta vini la devi costruire in base al tuo menù. Certo. A me è capitato di vedere locali che te la, promuovono, che fanno cucina bio, che vuol dire tutto, vuol dire niente, ma non porta. E poi non hai nessun vino bio nella carta vini, ma allora è un controsenso. Certo. Vuol dire che fai le robe per business e non perché è una tua filosofia di vita che hai capito, un tuo credo. C'è qualcosa che non va, allora puoi dire che fai bio, poi in realtà non è bio, neanche. Sì. Poi lasciamo perdere che vabbè, le cose nascono, c'è di tutto nel mondo ristorazione, però io credo che la carta vini possa essere un bel biglietto da visita. Ad esempio, io sono uno che ama. Allora, a parte dall'idea di abbinare la carta dei vini con la cucina, ovviamente non deve avere una carta dei vini con bianchi quando si vende il carne, a parte quell'idea. Non serve neanche avere 100 referenze, basta averne 50 giuste. Ok. O magari un po' più di profondità. Mm-hmm. Ad esempio, di annate vecchie, dici? Esatto. Ad esempio, io trovo assurdo che questa manchi un po' dappertutto e trovo assurdo che sia brutto, secondo tante persone, che ti porti il vino al ristorante. No? Mm-hmm. Io non ho detto che non devo pagare il servizio, non devo pagare. Quando ero all'enoteca è successo a me, mi hanno detto guarda, domani vorremmo bere dei Gaia, se ci cucini tu. Hanno portato un Sorrento il Dio, un Costa Russi, un Sorrento, un Gaia-Rei. Ok. E poi si sono bevuti 2 bottiglie di Krug dell'enoteca, perché noi avevamo il Krug in enoteca, cioè io non gli ho fatto pagare il servizio al vino, non serviva che li facessi pagare, hanno portato 2 bottiglie, ma è chiaro che
io ti pago il servizio e vengo, però se tu non hai la carta vini e tu magari fai da mangiare benissimo e però non hai la carta vini, e io dico vabbè, ma io voglio bere una bottiglia buona, perché io spesso voglio bere con gli amici, perché una cosa che non ho detto, io non stappo mai il vino da solo. Ok. Mio papà mi insegna una cosa, che è condividere sempre, il vino si condivide, Certo. e quando c'è la bottiglia beviamo insieme. Se però tu mi dici no e non hai vino, io non vengo a mangiare da te, o magari compro il cibo da te, me lo porto a casa se fai il servizio da trasporto. Ok. Però se posso portarmi la bottiglia a te, magari poi bevo gli amari, il caffè, quelle robe lì che sono in più, cioè ci vuole un po' di flessibilità, di mettere il cliente al centro dell'attenzione da parte del locale, e il ristoratore deve iniziare a fare ricerca di più, ricerca, perché capisco che il brand è facile, ma io non dico che tu devi avere 6 non brand, ma se tu hai 6 vini in mescita, metti 4 che sono il brand famoso che vendi e gli altri 2 li proponi tu. Ma dopo soffrano quelli 2. Ma Nessuno lo vuole. Tu vedi solo i big e dopo quelli 2 lo ignori. E non li proponi. E tu invece perché non li fai assaggiare? Perché non dici aspetta, assaggia un po' di vino, vediamo cosa ne pensi. Perché questo è fondamentale, fa parte del lavoro, credo, no? Che sia importante questo, sia importante che ci sia una crescita del mondo Horeca in Friuli, ma invece sembra che siamo sempre fermi a questo. Per questo dico che gli orti sono più bravi, perché vanno a prendersi il vino ancora tutto loro. Certo. Ci sono gli orti che io conosco che fanno il blend dei vini, comprano il Tokai a Lison Pramaggiore, il Lison, il Thai chiamiamolo, comprano il Tokai a Savorniano, poi li blendano tra di loro. Sì, ma vescono anche vini anche spesso piacevoli, cioè sempre vino che non devi chiedere niente, magari un vino semplice, però ci sta, cioè, magari vai a bere lì perché c'è quel vino lì, c'è quello lì che hanno fatto loro così, quando invece gli altri locali trovi sempre quello. Certo. E tu dici, ma come si fa? Ma io voglio anche pensare o chiederti quanto tu pensi questa è anche la colpa del consumatore, perché spesso, volentieri, si vede le persone che vanno in giro, vado lì perché hanno quel vino che mi piace, e dicono vanno in un altro posto, vanno con un amico in un'altra enoteca o un altro bar e dicono ma tu non hai quel vino lì, no, abbiamo questo, ma devi usare perché mi piace tantissimo, è buonissimo. Quando un enotecaio, quando un barista sente 2 o 3 volte queste persone che dicono perché tu non hai vino X, ovviamente vai a cercare e comprare, perché le persone cercano. A me è successo solo una volta che mi hanno chiesto una cosa X quando ero all'enoteca, e poi c'è stato un rappresentante che mi ha detto devi avere assolutamente questo vino qua, perché tutti lo chiedono, perché tutti lo chiedono. Ho detto guarda, quando succederà 3 volte in una settimana che mi chiedono quel vino lì, allora lo compro. Mai è successo che mi hanno chiesto neanche mai una volta quel vino lì, però l'unica volta che mi è successo che mi hanno chiesto il Cabernet Sauvignon degli Neris, che è uno di quelli vini X che io avevo un'alternativa che tanto non si accorgevano, che era il Cabernet Sauvignon di Livon. Io avevo scelto di fare una cosa con un'alternativa. È piaciuto? Sì, è piaciuto. Esatto. Buonissimo. Ok, bene. È così, ma è chiaro che il consumatore c'entra. Certo. Però allora, il consumatore entra nel bar, nell'enoteca, per bere. Chiaro che se tu gli dici a quelli sono i vini, o non gli spieghi, vuoi assaggiare questo che mi è arrivato ieri, e non gli metti un po' di poesia dietro, mettiamola così. Bravo. Cioè, sono andato l'altro giorno, guarda, sono andato questo produttore qua, lei è un mat, là un etero di una vigna di 100 anni, li conti tu quello che chiaramente che sia reale, non che sia una palla, scusa il termine, e costruisci tu la vendita del vino. E devi costruirla attorno, e dopo, ripeto, ti affezioni il cliente, se il vino è buono, ti affezioni il cliente, torna per forza, ma torna più volentieri da te, e hai creato valore tu. Esatto. Hai dato valore a tutta la tua lista vini, perché dopo uno dice, cavolo, se questo è bravo su questo vino, vuol dire che è bravo anche su quell'altro. Aspetta che andiamo a assaggiare quell'altro. Esatto. Tornano anche per te. Sicuramente tu avevi questa esperienza quando avevi l'enoteca, che le persone dicono, dai, andiamo di Emanuele, perché l'ultima volta che siamo stati lì l'abbiamo bevuto questo vino X buonissimo, che non l'ho mai sentito, vediamo cos'è. E dopo torna, Emanuele, cosa proponi? Cosa ce l'hai? Dai, aprimi gli occhi. Bravissimo, perché dopo dici fai tu, bravo, che bello. Tu. Quando ti dicono fai tu, magari uno si sente un po' in difficoltà all'inizio col fai tu, certo. No? Però che piacere, però è bellissimo, sentirlo, allora ti faccio divertire io. Esatto. Io mi ricorderò sempre un ristoratore che adesso non lo fa più, che era Giorgio Tutti alla Castello di Trussio, l'Aquila d'Oro, quando gli facevi dire fai tu. Fai tu. Lui mi faceva divertire.
Sì. Possiamo criticare il personaggio finché vogliamo, quello che vogliamo, però da quel punto di vista abbinamento cibo-vini sul fai tu, lui era Stupendo. incredibile. Io mi sono sempre stato bene. Sì, Cioè, sì. niente da dire. Non Uno c'è, che non sa c'è- fare non il c'è suo- più grande complimento per un sommelier o per un di enotecaio. dire fai tu. Fai tu. Mi servi un vino per cena, facciamo A me questa. mi dicevo, io vendevo Vai. Morellino di Scansano, robe, cioè, ho tirato fuori i vini. Avevo clienti, io quello. Quando li spieghi dopo si fidano, chiaramente. E Poi crea questa esperienza. Di devi quello che essere sta anche umile, nel senso che sì, umile e arrogante, nel senso che sì, so, però non far sapere che so tutto, cioè non dire quello che bevo io è meglio quello che bevi Certo, tu, cioè devi certo. mediare quella cosa lì, secondo me è importante, e spiegare con poche parole, Mm. perché non devi fare una filippica di 3 giorni, perché sennò uno si stanca per contro. Poi se lui vuole sapere di più, vai a approfondire, però devi anche stare un po' sull'uscio, diciamo, no? Entri, non entri, e manca, e questo onestamente mi meraviglia, perché le associazioni di sommelier che abbiamo in Friuli, AIS, FISAR, che mi sembra che abbiamo solo queste due qua, Sì, ho visto che c'è Scuola Italiana Sommelier anche adesso a Pordenone, se non erro, Ok. dovrebbero insegnare questo, più il servizio, perché il sommelier nasce come quello che serve il vino, Bravo. e invece vedo che escono e parlano di vino. Io parlo di vino dopo 20 anni, ci ho messo 20 anni a parlare di vino, Mhm. e tuttora l'altro giorno ho detto, ho parlato di Bordeaux per la prima volta davanti a 12 persone, ed ero uno emozionato e preoccupato, ma perché quando parli di una zona nuova, come era Bordeaux, quando lo fai con gli amici è un discorso, Esatto. quando lo fai con un pubblico che non conosci, tra l'altro tante persone non le conoscevo proprio, le vedevo per la prima volta, e hai un po' di timore, no? Certo. Poi chiaramente va tutto bene, ma quando hai la cultura, come un mio amico dice sempre, fare vino è arte, Mhm. parlarne è cultura, berlo in piacere, no? Ok. Però quando hai cultura puoi parlare del vino. Sì. Io vedo che tuttora arrivano delle persone e sembra che l'altro giorno uno ha detto, ho abbastanza esperienza perché ho fatto i 3 corsi sommelier ICE, non era in Friuli comunque. Ok. Ma ho detto, ma come abbastanza esperienza per fare 3 corsi? Io 3 corsi sommelier ICE li ho fatti 20 anni fa. Esatto. Da 20 anni a questa parte, 7 degustazioni che ho fatto. Ecco, tornando al discorso che non sia colpa del cliente, quello che dicevi tu, che non c'è, no? Un po' forse sì, ma se tu non fai cultura, cioè io ho fatto chilometri per andare a degustazioni. Treno, macchina, Certo. chilometri, 400, 500 chilometri, Certo. degustazioni importanti. Ho condiviso con gli amici, anche spesso rimanendoci male, perché dici facciamo un tema, mettiamo una bottiglia. Adesso una cosa che facciamo un tema con un budget. Perché se uno porta la bottiglia da 20 euro, uno porta da 200, non sta in piedi, no? Esatto. Facciamo un tema con un budget, un range e via. Per degustare vini, per provare vini. Chiaro che da solo non posso comprarmi una bottiglia di Monfortino, Certo. però magari in 5 di noi la bottiglia di Monfortino ce la compriamo. Esatto. Faccio un esempio, sia Esatto, adesso per prendere un esatto. Monfortino. Oppure c'è la degustazione di Monfortino, c'era l'anno scorso, 2 anni fa, non so più, da David Tacca a Gorizia a Sagrado. Io ho preso scontato degustazione. Mhm. Chi c'era alla degustazione? Tutti operatori del settore. Ecco. Produttori di vino, però, Scusa. Produttori di vino. Produttori di vino, non ristoratori. produttori di vino, qualche agente c'era, Ok. ma ristoratori non ce n'era. Ma il ristoratore, questo è, ma anche il giovane, ripeto, deve, sì, forse da un punto di vista sì, è colpa del cliente, Ma però questo è tu devi, Esatto. tu ristoratore devi tu sei tu che vedi il cliente e tu devi fare cultura, Esatto. insegnare, dire, fare. Ma la cultura, oggi ne ho scritta un'altra, che forse ti fa venire i capelli dritti, sul calice. Ah sì, esatto. Ma io ce l'ho tutte le cose, ma cavolo, ci sono. Io capisco se compro un vino, senza offesa per nessun produttore, che costa 3-4 euro al calice, ma anche lì ci vorrebbe un po' di cura, Certo. non il vecchio Bormioli. Ma quando sono al ristorante inizio a ordinare bottiglie importanti e magari mi servi lo champagne col bicchiere largo, perché mi è successo questo anche a Udine, anche a Pordenone. Ma come? Con lo champagne lì c'è un champagne dannato, c'è un Sansanè semplice su un bicchiere largo, l'abbiamo perso subito. Esatto. C'è un po' di cura nel calice, il cristallo, in queste cose qua, che ci vuole, secondo me, e si fa cultura che col bicchiere. Noi quando facciamo degustazioni facciamo comparate spesso con i calici e posso garantirti che le espressioni del vino sono totalmente diverse da un calice all'altro. Ma certo.
Cambia, Certo. non sempre va bene il calice largo, anzi può peggiorare anche il vino. E un'altra cosa ultima, secondo me importante, che mi è venuta adesso, che mi è successa anche questa, succede quando io vengo in un'oteca e ordino un calice di vino che costa 5-6 euro, tu non mi puoi arrivare al tavolo col calice del vino già versato. Ah, ok. Metti €1 in più, fai quello che vuoi. Facendo un servizio fatto bene, se vuoi targetizzarti in un certo non puoi venire in un certo livello, non puoi arrivare con la bottiglia già. Cosa so io cosa c'è dentro? Almeno la bottiglia a vedere. Sì. È successo che Queste fondamentali però secondo del me servizio. sono fondamentali. Una cosa che mi ha fatto riflettere che io anche era la degustazione di Piccolito, bellissima tra l'altro, serata con abbinamenti incredibili, fatta da Ronchi di Cialla. Ronchi di Cialla, sì. Bellissime cose incredibili. Alla fine io ho detto a Pierpaolo che secondo me i vini andavano aperti prima. Ok. E lui mi ha detto: sì, hai ragione, però non voglio far vedere che la bottiglia è già aperta perché magari il cliente chissà cosa pensa che ci sia dentro. Bravo. Ragionamento verissimo il vero, discorso sì. di Pierpaolo, e mi è venuto in mente una cosa, che quando io faccio le degustazioni o quando partecipo a degustazioni importanti, i tappi sono davanti alla bottiglia. Certo. Non che i tappi vengono nascosti, perché sono veramente chissà cosa mi hai detto. Quindi anch'io apro le bottiglie prima, perché Bordeaux l'ho aperto alle 7 di mattina per berlo l'1 al pomeriggio, però i tappi erano tutti lì a disposizione. Quindi è fondamentale che il cliente finale, per fargli cultura, veda quello che gli dai da bere. Ma tu pensi veramente che aprire una bottiglia e solo aprirlo e lasciarlo aperto fa qualcosa al vino? Allora, io uso non questa, solo scettico, ma io non credo questa un caso. tattica. Apro la bottiglia, tolgo un po' di vino. Ah, ok. E poi vediamo. In questo modo c'è un po' di superficie almeno. Esatto. Poi vediamo. Poi io non sono contrario al decanter e la scarafattura. Io sono abbastanza favorevole perché dipende da cosa hai di fronte. Tanti mi chiedono: ma quel vino lì lo decanto o no? Non lo so, ho detto. Quando lo apro, lo assaggio, ti dico se lo decanto o no. È successo a me a Capodanno, quindi un giorno di festa, abbiamo aperto un Tignanello 1983. Ok. Ho dovuto decantarlo per motivi di tappo. Non avevo il Durand, il cavatappi, e non ero a casa mia, ero a casa di un amico, non avevo il Durand. Entrate il tappo. Quindi ho dovuto decantarlo. L'ho decantato e ho detto: l'abbiamo decantato, purtroppo dobbiamo berlo velocemente, perché questo fra 3-4 ore non migliora e lo perdiamo. Ok. Erano le 5 del pomeriggio, l'abbiamo bevuto come primo vino alla fine. Un mio amico ha tenuto un po' su un calice, mi ha detto: avevi ragione, pian piano lo stiamo perdendo. Ok. Ti capita dei vini che puoi berli subito, capita dei vini che mi è successo con un Pignolo di Dorigo. L'anno scorso faccio una degustazione col Pignolo di Dorigo, lo apro un'ora prima, era l'ultimo vino che veniva servito, era un 90, quindi sto servito tipo alle 4 del pomeriggio, quindi abbastanza ore dopo, 5 ore che era aperto circa, e il vino stava decadendo. Dai, già. La settimana dopo ho aperto, è morto Girolamo nel frattempo, quel giorno che è morto Girolamo, in suo onore io ho queste cose mie, ho aperto una bottiglia e con un amico ho detto: l'apriamo e la beviamo subito, ed era buonissimo. Ok. Però l'ho bevuto subito. Quindi ti serve, io dico sempre che il vino ti parla e ci vuole sensibilità nell'ascoltarlo. Esatto. E quando tu ascolti il vino e lo capisci, decidi cosa vuoi fare. C'è qualcosa, quando lo apri quel vino, è detto che togli un po', ovviamente lo assaggi subito. Sì. Cosa che ti dice subito di bere quel vino adesso o di aspettare qualche ora? C'è qualcosa che indica che ok, questo si decanta e questo no? Ma uno capisco subito, la prima cosa che sento sono tannini e acidità. Ok. Sono quelle due cose lì. Se il tannino graffia ancora tanto, lo scarafo. Lo cerco di scaraffare. Se il tannino ancora, lo sento che ancora che graffia tanto, lo scarafo. Sì. Perché io sempre, quando io ho studiato di fare il servizio, ci sono due motivi per fare la decantazione. Uno è di separare i solidi dal liquido, in questo modo devi usare la pila o della candela di una volta per guardare bene, e di tentare di togliere, lasciare il sedimento dentro la bottiglia, o di dare aria a un vino che
potrebbe essere troppo giovane, che è un po' ruvido, che serve un po' di aria, si accelera un po' questo processo, o un vino vecchio che ancora avere delle cose che deve aprire. Anche allora, un vino giovane può essere che abbia bisogno di prendere aria. Anch'io no, secondo me forse di più. Sì, può essere, dipende, dipende da tanti fattori. La risposta di ogni domanda di vino è dipende sempre. Dipende. Ma a me fa ridere anche quando ti dicono cosa abbino a quella pietanza lì. Esatto. Quel vino lì, nome, cognome, annata, dico io, cioè cambia, perché se io dico un friulano del Coglio o dei Colli Orientali, sì, ma di Botrio o di Savorniano? Come ho detto prima, sono totalmente diversi. Esatto. Uno più verticale, uno più rotondo, cioè, quale abbino? Cioè, generalizzare nel mondo vino non va mai bene. E questo è un mondo bello perché le sfumature sono tantissime e ogni giorno che passi io dico sempre ci ho capito meno di prima, cioè nel senso che scopri sempre cose nuove, belle da scoprire, da approfondire, da andare a studiare. Tipo c'è una cosa che tutti mi danno contro, che sono 8 anni che ci sto dietro, ma non ho una risposta a questa cosa qua e te la dico che è bella e interessante. Seguendo il calendario biodinamico ci sono vini che sono da bere, ti dicono oggi giorno radice, oggi giorno lo conosci meglio di me. Ok, sì. Quindi il calendario biodinamico bene o male dice che non devi bere in giorno radice, che è un giorno pessimo per bere il vino. I giorni migliori sono fiori e frutto. Mm-hmm. Io ho provato a bere certi produttori che lavorano in biodinamica, a berli certi giorni. È vero che certi giorni esce radice e certi giorni esce più frutto e certi giorni esce più fiori. Ok. È una cosa incredibile. Non una risposta univoca a queste cose qua, perché ci sono certi vini, poi ho scoperto che certi produttori preferiscono lavorare in radice piuttosto che lavorare in frutto. Ok. Cioè, dipende un po' dal produttore. Però ho notato che bere certi vini quando il giorno è frutto esalta più il frutto. Lo stesso vino, stessa partita, stesso cartone, bevuto il giorno dopo che è giorno radice, si rende più sentori di radice di terra. Però tu assaggiando sapevi già che era una giornata di frutta, una giornata dopo o lo so, vado a vedere. Ok. Cioè io non è che adesso non è che ci vado dietro, purtroppo. Sì. Cerco di andarci dietro un po', ma non è che se domenica era giorno fiori, cosa vuoi che ti dica? Cioè, era buono da bere, poi il vino non era buono, ma io non so cosa fare. Non è che puoi sempre andarci dietro, però cerchi di capire se può essere veramente una valenza diversa, no? È una curiosità, è tutto qua. Certo. Sì, non è che oggi magari è giorno radice, giorno foglie non bevo, no, beviamo un calice lo stesso, non è quello, cioè almeno cerchi di... È bello scoprire, ecco, questo è il bello del mondo vino, no? Scoprire cosa può succedere in un vino o no. Certo. Cioè, io ho fatto cose magari assurde, tipo abbinato Fiorentina con champagne. Figo. Un'altra cosa bellissima che abbiamo fatto, perché nasce dedicata a Bordeaux, a Château d'Yquem. Ok. Pollo arrosto con le patate e Château d'Yquem 66. Secondo me quella è una bomba atomica. Perché secondo me è buonissimo. Quando gli hanno chiesto all'Ursalus, che proprio è mancato l'anno scorso, mi sembra, ma quando cavolo bevete tutte queste bottiglie di Chem, tutto questo vino dolce, la domenica? Ah, ok, e con cosa? Pollo arrosto con le patate? Ah. Pollo arrosto, patate arrosto, Château d'Yquem. Se lo bevi vintage, l'abbinamento ci sta. Ci sono cose, queste sono le cose che mi piacerebbe, io ho esagerato con che queste sono le cose che mi piacerebbe trovare in un ristorante, trovare in un locale. L'abbinamento strano, assaggia questo formaggio con questo vino. Perché hai detto non solo del vino che abbiamo un problema con la preposta, ma anche con il cibo. Col cibo anche un altro grande problema. Sì. Per esempio, dammi un esempio. Io ti dico, che cos'è il piatto che si trova dappertutto? Adesso abbiamo vissuto per anni con la tagliata. Ok. Adesso si trova un po' tutta la bistecca alla fiorentina, non si trova oca, non si trova anatra, non si trova faraona, non si trova fegato, non si trova chi più ne ha più ne metta. Però fiorentine tagliate, filetti ovunque. Dappertutto. I più disparati possibili e immaginabili. Io mi ricordo adesso lui non c'è più, è mancato, c'era un ristoratore incredibile che era Aldo, da Toni, cresciuto a Varmo. Ok, sì. E lui partiva a 84 anni, mi ricordo, con la sua furgonetta, andava a prendersi il Polli a Palmanova, andava a prendere i capretti su per la montagna a Valde, non mi ricordo, sopra Andreis, da quelle parti là, 84 anni. Quello è fare il ristoratore, fare ricerca. Bravo. Non aspettare che arrivi
la Iolanda del Colò, Longino, che dopo il pollo uguale per tutti. È vero, quello è è. vero. E questo discorso io dico, sempre a uno gli ho detto, ma hai aperto un'osteria, ma perché ti metti a fare tagliate Fiorentina che c'è quello 2 chilometri davanti a te che è sulla Fa la carne stessa numero cosa. 1, ma fa solo quello. Mhm. Un ristoratore mi ha ringraziato una volta, Scusa. anni fa, perché questo locale qua fanno costate fiorentine e filetti alla griglia, cucinato proprio su brace. È il loro core business, che sia estate che sia inverno, cucinato su brace. Il loro core business è questo. C'era una società di 3, quando il titolare di Muri è andato in pensione, mi hanno chiamato, adesso vedrai, facciamo il venerdì, facciamo serata pesce, faremo il pesce, faremo il branzino. Io ho detto, vieni qua, prendi una bottiglia di vino e sediamoci al tavolo. Ho detto, ascolta, gli ho detto, devi diventare il numero 1 della carne. Ci sono 1000 tagli, 1000 robe, io non sono un esperto, gli ho detto, però so che ci sono, gli ho detto, perché leggo e faccio. 1000 razze, tu devi diventare il numero 1 della carne. Il pesce te lo vai a mangiare quando vuoi, dove ti piace, con chi vuoi. Dopo un anno mi hanno detto, avevi ragione tu. Mhm. Per fortuna ti abbiamo ascoltato, mi hanno detto. Ok. Ho detto, adesso mi dovete ascoltare sul vino, però. E lì non mi hanno ancora ascoltato. Comunque, no, è vero, è vero. Secondo me c'è questo, ma c'è tanta, ovviamente seguendo la richiesta dei clienti, tanti vogliono carne alle brace. Secondo me ci vuole qualcuno che è bravo per gestire la griglia, però la gestione della preparazione è molto più facile con carne alla griglia. È una cosa che non serve tanta preparazione, salse e tutte quelle cose, un po' di patate al forno, un pezzo di carne fatto bene e sei a posto. Allora non ci vuole un chef per fare un bel pezzo di carne. E invece il mio amico di Austria, lui è un chef che ha lavorato in Francia, aveva i suoi ristoranti, che lui ha detto il miglior carne nel mondo è piccione. Lui ha detto che un piccione fatto bene è il miglior carne che c'è. Adoro il piccione fatto bene. È buonissimo, però ovviamente è molto più particolare preparare un piccione, Guarda che io preparare un bistecca. L'ho mangiato allo intagliata. Spiedo un paio di volte in Toscana, buonissimo. Piccione allo Orvieto, c'era un posto che si chiama Il Piccione, vedi. che si mangia piccione. Sicuramente è importante questa parte qua della cucina, ma cioè, credo che non serve fare piatti elaborati, basta fare piatti semplici con la qualità buona della materia prima, che non deve essere eccelsa, buona, ho detto, fatti bene, anche semplici, non andare, perché ci stai solo, cioè, gli anni 2000 era la maniera del sommelier. Il sommelier era il dio del vino, quello che salvava tutto. Adesso è la maniera dello chef da 10 anni che devi costruire piatti, quella che spesso sono improponibili. Fai una cosa buona, semplice, ricerca la materia prima e abbiamo fatto il piatto. Esatto. Il sommelier ti abbina il vino giusto E sei a posto. ti fa divertire e abbiamo risolto il problema della ristorazione in Friuli. Diamo qualcosa di diverso. Il consiglio che do a chi inizia da zero, perché tutti partono con le idee e dopo vedono che c'è fatica a far imporre le proprie idee. Poi io lo vedo nel mio. Io ho detto prima che sono indipendente, io sono legato a nessuno, faccio fatica a far gente delle degustazioni, a riempire, faccio una fatica incredibile, però vado avanti per la mia strada. Però poi alla fine vedo che mi paga e cerco di migliorare ogni giorno, chiaramente, dove sbaglio, dove faccio. Sbaglierò ancora, sai quante volte sbaglierò? Però sbagliando si impara. L'importante è imparare, esatto. L'importante è cercare di dare qualcosa di diverso. Io non, cioè, quando ho partito questo progetto di degustazioni, non potevo partire a fare degustazioni come fanno tutti, devo fare qualcosa di diverso che gli altri non facciano. Parliamo di qualcosa, creiamo un progetto, perché dietro ogni degustazione, chiaramente uno vede la singola degustazione, chiaramente c'è un progetto più lungo alle spalle, certo, di portarti a bere alcune cose, insegnarti una strada, mettiamola così, che non è che devo insegnare niente io. Esatto. Cioè, portarti su una strada, farti divertire, farti star bene, farti sapere delle cose, farti capire che ci sono cose diverse al mondo, tutto qua, bello. al mondo, nel mondo che conosco io, perché come sono fatto io non parlo di zone che non conosco. Cioè, se tu mi metti qua come deve essere. Se tu mi metti qua 2 Cirò, parliamo sia un buon vino, ma non so né se è territorio né se è rappresentativo. Esatto. No, io ho Italia, ho Chianti, Toscana, Montalcino lo conosco come le mie tasche, Friuli, Slovenia, va bene, Piemonte, Langhe, Nord Piemonte, e poi Francia. Ma quello io non parlo, Mosella, io non so come è fatta. Sì, vorrei studiarla, vorrei studiare.
Però adesso ho in testa la Valle della Loira e l'Alsazia che sto studiando, che sono 2 zone. Alsazia sono stato, Loira quest'anno. Allora, Loira ci sono stato già 2 volte, però non mi sento ancora pronto per parlare di Loira. Ok. Mentre di Borgogna ci sono stato più volte, Bordeaux ci sono stato più volte, vabbè, Champagne è vita mia, io vivrei in Champagne. Ok. Un'altra zona che conosco pochissimo è il Rodano. Però sono stato 2 anni fa. Devo andare a fare una Bellissimo. degustazione vini in Francia, al nord della Francia, dove io andrò con 3 aziende friulane. Mi hanno chiesto di venire a presentare un po' il territorio friulano con 3 aziende. Posso dire le aziende che ho scelto? Certo. Friulane. Sono comunque Cristian Specogna, Ok. col Pinot Grigio ramato, Mhm. la Castellada con la ribolla gialla, Bello. Marta Venica col suo Coglio Bianco, Mhm. e forse mi fanno portare una quarta e sarebbe la Vitosca di Vodopivec. Figo. Spiegare il territorio in queste 4 aziende, insomma, stili e cose. Chiaramente in quella zona, ecco, loro non sono bravi, non bevono vini orange, fanno fatica in Francia, vino orange, quindi per quello la Castellana, perché sono sempre stato da portare, io so Gravner, no? Ok. Cioè io dico porti 2 maestri, io so Gravner e Vodopivec, però ecco la Francia non beve troppo orange, Certo, anche se qualcuno certo, nel certo. sud-ovest mi sembra che Macera fanno qualcosa, però la Francia è dedicata ad altro, ecco, secondo me. Ecco. E allora, siccome che voglio andare a questa cosa qua, vorrei andare in Alsazia. Sì. Possiamo parlare di Alsazia, però stiamo già andando avanti per più di 1 ora e mezza. Esatto, come ho detto, il tempo vola quando si diverte. Posso ringraziarti dell'opportunità che mi hai dato di grazie parlare. a te. No, è stato un piacere. Chiacchierare con te è veramente stimolante, mi piace tantissimo. È Spero... bello parlare di vino e poter parlare. Abbiamo parlato poco di vino di altri, però va bene così. Insomma, Abbiamo parleremo parlato anche di di tantissime vino. cose. Parliamo un po' più di vino prossima volta. Sì. E non vedo l'ora di fare una dei tuoi degustazioni, vengo sicuro. Ti tocca Mi venire. vergogno che non sono mai stato prima di adesso. Io farò una cosa, perché ho detto che inviterò, adesso la sto ancora mettendo in piedi. È una verticale di Pignolo di Dorigo, Girolamo. Bello. Quindi si verrà dal 90 al 2006. Ma devi invitare anche Ben 10 Little voti. allora. Conosci Ben? Volevo arrivare a questo punto qua, a dirti. ok. Il giorno stabilito è il 20 di aprile. Ok. Ho già parlato con Ben, sarà presente anche Ben. Super. Ho chiesto adesso, però ancora non ho risposta ad Alessio Dorigo, e chiaramente volevo chiedere anche a te, a Matteo, e dopo insomma ti dirò, ti farò sapere. Presente, tieni un spazio per me, sicuramente ci sarò. Buono. Emanuele, grazie tantissimo. Dove si può trovare il tuo podcast? Su Spotify? Su Spotify, sì. Su Spotify, oppure io ho un canale YouTube anche. Ok. Dove metto dei video. Sotto il tuo nome? Emanuele Muzzo Sommelier, sì. Perfetto. Mi trovate sui social come Emanuele Muzzo Sommelier. Insomma, seguilo, ha tante cose, non ha peli sulla lingua, come si dice in italiano. Esatto, bravo. Ci vuole più persone come te nel mondo del vino. Zero compromessi. Bravo. Perché scusa, chiudo con questa. Chiudi? C'è veramente poca voglia di criticare, di parlare di cose. Sono cose che danno fastidio quando si dicono. Io so che mi creo nemici, ma non è un problema, ne ho creati vari, però bisogna dire le cose come stanno spesso, purtroppo. Io, i produttori lo sanno, mi conoscono, glielo dico, se qualcosa non va lo sarà il primo produttore a saperlo. Come se è bravo è il primo da saperlo. Ma in questo modo, quando si dice le cose belle, sei più credibile anche. Esatto, ma so che è difficile dire le cose brutte. Tanti evitano di esporsi per ovvi motivi. Poi in privato mi dicono sì, hai ragione, sei qua, sei là, però lo so che è difficile, però insomma credo che serva a tutti per migliorare, insomma, tutto qua. Assolutamente. Grazie di nuovo dell'opportunità. Grazie Emanuele, è stato un piacere. Secondo me questa sarà 2 parti, potrebbe essere part 1, part 2. Bella, poi la condivido anch'io. Assolutamente, ti faccio sapere. Grazie Emanuele. Grazie a te. Ciao. Ciao.